Ben ritrovati con noi in diretta qui su Radio.0, ritorniamo con i nostri aggiornamenti e ci spostiamo subito a Pordenone perché è tutto pronto per la 9ª edizione di Cucinare, il salone dell'enogastronomia di qualità. Ve lo abbiamo anticipato, ma andiamo a seguire anche un po' tutti i dettagli. Cucinare intanto ritorna alla fiera di Pordenone da domani 9 aprile fino all'11 aprile, lunedì, con una nuova formula dichiarata proprio nel sottotitolo del logo, Salone dell'enogastronomia di qualità. Quindi si parlerà di territorio, di materie prime di eccellenza, filiera agroalimentare, che saranno i temi al centro di questa manifestazione, diventata un punto proprio di riferimento per gli appassionati di cucina e della buona tavola, che trovano in questa fiera prodotti di qualità, ma anche attrezzature per la preparazione dei cibi e occasioni anche di confronto con chef delle migliori cucine del territorio e anche star dei media attivi proprio sul tema food. Si potrà assaggiare e acquistare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane negli oltre 100 stand presenti e partecipare anche a oltre 50 eventi, tutti gratuiti, tra corsi, degustazioni e show cooking, per scoprire proprio anche i segreti proprio della cucina. Ci sarà un ricco calendario di iniziative, i punti principali saranno l'Arena Super One, la Sala del Gusto e la Sala Io Sono FVG. Il programma all'Arena Super One si apre proprio domani con l'inaugurazione alle ore 10, la cerimonia, lo show cooking di Anna Barbina, chef di AB Osteria Contemporanea, che riceverà anche il premio miglior giovane chef del Triveneto. Poi ci saremo noi di Radio.0 alle ore 12:30 con il nostro show cooking Primavera in cucina con Radio Chef. Ci sarà la nostra chef Chiara Canzoneri, ma anche la nutrizionista Claudia Casarsa. Potrete seguire anche lo show cooking proprio in diretta sulle nostre frequenze, anche in video su tutti i nostri canali social, e per partecipare andate sul sito cucinare.it e nel programma troverete proprio le indicazioni per prenotare il vostro posto e aggiudicarvi anche la nostra brochure Primavera in cucina con tutte le ricette degli ascoltatori. Lo show cooking sarà proprio dedicato a questa primavera, come portare in tavola piatti buoni e con gli ingredienti del territorio, e saranno presenti con noi anche i nostri ascoltatori. Ricordiamo che per entrare in fiera a cucinare gli orari sono dalle 9:30 alle 19:30 e potete acquistare anche sul sito proprio direttamente fino a questa sera il biglietto a prezzo ridotto. Da domani sarà in vendita al prezzo di 5 euro, ma ricordo proprio fino a questa sera 8 aprile troverete il prezzo ridotto. La partecipazione agli eventi poi acquistando il biglietto è gratuita ed è consigliata proprio la prenotazione come anticipato. Il Green Pass base è richiesto per la partecipazione agli eventi e nelle aree di ristorazione. E inoltre ricordo anche che chi conserva il biglietto d'ingresso di Cucinare lo presenta alla biglietteria centrale alla Fiera di Pordenone, potrà partecipare anche a Io Creo, Salone della Creatività. E quindi andiamo a sentire anche il servizio raccolto proprio a Pordenone Fiera in occasione della conferenza stampa di inizio, e andiamo a sentire Renato Pugliatti. Oggi abbiamo presentato la 9ª edizione di Cucinare, edizione 2020 rinnovata in tutto, perché mentre fino ad ora le 8 edizioni precedenti avevamo le migliori aziende italiane, abbiamo pensato che il territorio, la vicinanza, i prodotti della nostra regione, delle regioni contermini fossero importanti, e quindi abbiamo pensato che la cosa migliore oggi è quello di dare una vetrina a tutti il sistema del cibo, il sistema del bere del Friuli Venezia Giulia e delle regioni vicine. Grandi aspettative sulle 100 aziende che espongono e circa 50 gli eventi che sono in questa edizione. Ecco che è importante che tutti possano apprezzare quello sforzo che abbiamo fatto per fare un'edizione veramente di pregio. Per noi è importante questa ripartenza e spero che tutti possano venire, proprio come sono state le edizioni delle altre fiere che hanno preceduto questa, per dare un risultato positivo alle aziende che hanno creduto che la ripartenza è esattamente questa.